Mi vergogno di lei, signor ministro, mi vergogno di una politica che usa lo sport per mandare segnali ideologici. E ancora una volta il leghista Stefano Valdegamberi a scatenare una bufera con le sue dichiarazioni, soprattutto perché nel mirino finisce questa volta un esponente di un partito alleato, il leader di Forza Italia e numero uno della Farnesina, Antonio Tajani, colpevole agli occhi di Valdegamberi di essere contrario alla partecipazione alle Paralimpiadi, con bandiere e inni, degli atleti russi e bielorussi e al rilascio di visti ai loro accompagnatori. Immediata la reazione del gruppo consigliare regionale di Forza Italia che chiede al partito di Salvini di prendere le distanze dal suo rappresentante Alferro Fini, ma Valdegamberi non arretra di un passo e quel vergogna rivolto a Tajani non se lo rimangia. Sono pesanti le sue considerazioni, quelle italiane sono pesanti, che da ministro che dovrebbe conciliare, cercare amicizia tra i popoli, che getta fratture a che pro? Per seminare la pace, non di certo, probabilmente è un ottimo modo per seminare conflitto, divisione e odio tra i popoli e quindi tutte le premesse che portano alle guerre. Trasformare la cultura, i giochi olimpici in un strumento di geopolitica, di divisione politica è un grave errore strategico per il nostro paese. Mi vergogno ancora, lo ripeto, mi vergogno che Tajani dia questa interpretazione. Peggio ancora se la questione riguarda gli atleti che si accingono a disputare le Paralimpiadi, sottolinea Valdegamberi. Toni inaccettabili per Forza Italia che attraverso il suo capogruppo Alberto Bozza e i consiglieri Jacopo Maltauro e Mirko Patron parla di attacco violento e scomposto e di demagogia da due soldi. Quello che non deve fare Valdegamberi è usare anche la posizione degli atleti disabili per strumentalizzare in maniera becera e io credo che si dovrebbe scusare, noi crediamo che si dovrebbe scusare, ci auguriamo che la Lega prenda le distanze in considerazione del fatto che è una forza di governo non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Il governo del centrodestra ha le idee chiare da che parte stare, certamente con l'Ucraina e dalla parte dell'aggredito. Questo non può significare certamente evitare che atleti di qualsiasi nazione partecipino a una competizione sportiva, ma altra cosa è utilizzare un palco internazionale per esporre bandiere ed espressioni identitarie, oggi purtroppo significato di un paese che non sta dialogando con il nostro continente, con l'Unione Europea, con il nostro paese.